Buonasera, cari telespettatori, e benvenuti al nostro notiziario dedicato a Napoli. Oggi ci immergeremo in una trattativa internazionale che ha catturato l'attenzione del club azzurro, proveniente dalla Repubblica Ceca. Un'offerta imminente di De Laurentiis potrebbe rivoluzionare la difesa partenopea. Scopriamo tutti i dettagli. Ma prima una bella notizia che fa felici i tifosi napoletani. Oggi vi parleremo di una notizia che ha catturato l'attenzione di tutti gli appassionati di calcio. Il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli. Secondo quanto riportato da TMV, il talentuoso attaccante nigeriano ha prolungato il suo contratto per una cifra significativa di circa 10 milioni di euro a stagione. Ciò che ha colpito l'attenzione, però, è la rivelazione della clausola che accompagna questo accordo. Niente meno che 130 milioni di euro. Una cifra che getta luce sulla strategia di Aurelio De Laurentiis per il prossimo giugno. Questa cifra, già sul tavolo del presidente durante l'estate, era legata a un rinnovo contrattuale che De Laurentiis aveva inizialmente deciso di rifiutare. Tuttavia, con il contratto ponte fino al 2026, la squadra azzurra guadagna maggiore forza contrattuale. Nonostante ciò, il dilemma persiste. Sarà difficile respingere un'offerta che si avvicini alle 3 cifre. Si prospetta che Osimhen lasci Napoli a giugno, mentre a gennaio il presidente mira alla conquista della Champions League e del 4º posto. Nonostante le sfide evidenti del momento, la situazione attorno a Victor Osimhen si fa sempre più intrigante. La sua permanenza a Napoli è legata a una sottile partita di strategie e ambizioni. Restate sintonizzati con noi per tutti gli aggiornamenti su questa vicenda che, senza dubbio, continuerà a tenere con il fiato sospeso tutti gli amanti del calcio partenopeo. E ora le ultime novità sul mercato del Napoli. Il Napoli sta puntando ad un giovane difensore centrale dello Sparta Praga, Martin Vitic, per rafforzare la retroguardia. Con l'assenza di Nathan per circa 2 mesi, diventa cruciale trovare una solida alternativa. Secondo le fonti mediatiche ceche, il Napoli è sul punto di presentare un'offerta significativa per assicurarsi le qualità difensive del giovane Vitic. Le abilità e la giovane età di Vitic hanno attirato l'attenzione dei dirigenti partenopei, che cercano di plasmare una difesa forte e affidabile. Questa mossa potrebbe aggiungere un elemento di eccitazione al mercato delle trattative e lasciare i tifosi del Napoli ansiosi di vedere come si svilupperanno i negoziati. E qui concludiamo il nostro aggiornamento sulle ultime notizie di mercato per il Napoli. Continueremo a seguire da vicino questa storia, che potrebbe avere un impatto diretto sulla squadra. Non dimenticatevi di iscrivervi per ricevere gli aggiornamenti più recenti e rimanere informati su ogni sviluppo, che potrebbe cambiare il destino della stagione. Da Notizie Napoli Calcio vi saluto e ci vediamo alla prossima. Forza Napoli sempre e tutto per lei.